La campagna elettorale sarà essenzialmente quella nel territorio, comune, per dialogare con i cittadini, con gli amministratori, con le categorie economiche, col mondo del lavoro, per spiegare il nostro programma e per avere poi, ci auguriamo, un risultato positivo, sia per quanto riguarda, diciamo, i singoli parlamentari, sia per quanto riguarda poi l'esito finale del Partito Democratico. Giorgio Santini, Partito Democratico, è candidato al collegio uninominale per il Senato in un'area molto vasta, dall'Altopiano all'Alta Padovana, passando per il Bassanese e l'Alto Vicentino, un territorio variegato e complesso sotto tutti i punti di vista, a cominciare da una crisi economica affiancata al crack delle due banche venete che ha messo in ginocchio migliaia di cittadini. Noi siamo molto attenti anche a dare risposte alle crisi delle aziende, ne abbiamo viste alcune nel corso di questi anni particolarmente pesanti, ma che hanno trovato anche delle soluzioni, alcune altre purtroppo no. È andata bene per esempio per l'Anselmi che ha ripreso, qualche altra azienda invece purtroppo, penso all'Aier, ha dovuto chiudere, però insomma sostanzialmente stiamo cercando di lavorare in questo senso. E poi siamo molto attenti anche ai temi di favorire molto il volontariato, che da noi ha un grosso rilievo per aiutare le famiglie, aiutare le persone. Abbiamo inserito questo nuovo reddito di inclusione per contrastare la povertà che c'è anche nelle nostre realtà. Quindi insomma il mio impegno sarà quello di essere un raccordo costante tra l'attività legislativa del Parlamento e le esigenze del territorio.